in collaborazione con Chi saranno i protagonisti di Agriolo 2023, 14ª edizione, in scena subito dopo Pasqua a Riolo Terme? Lo scopriremo in parte in questa puntata, in cui vi anticipiamo anche le tematiche, dalla meccanizzazione alle colture estensive, dalla zootecnia al tema irriguo, ma anche apicoltura e miele. Non per nulla concluderemo il nostro reportage direttamente dalle cucine dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, con un menù che inneggia proprio al miele. 700 anni di storia della bonifica di Romagna. Parleremo di questo, di un evento che si è svolto a Ravenna, ma ci occuperemo anche di Parmigiano Reggiano, sempre un convegno dove tutti i tecnici e gli allevatori soprattutto sono intervenuti per vedere quali sono le novità in questo campo, novità in termini di sanità animale, di sostenibilità e soprattutto di produzione di Parmigiano Reggiano. Sarà la 14ª edizione di Agriolo, quella che si inaugurerà venerdì 14 aprile per concludersi con la grande kermesse della domenica 16 aprile, una 3 giorni dedicata all'agricoltura vera, attraversando tutte le sue componenti, dalla zootecnia alla frutticoltura, dal mondo del vino, attraversando un tema fondamentale come quello della risorsa irrigua. Avremo modo di fare tappa in tutti questi settori, ma per cominciare chi lo rappresenta in fondo a 360 gradi, perché qui con me c'è Raimondo Riccibitti, che è presidente del Consorzio Agrario di Ravenna, tra l'altro sostenitore della fiera in questo 2023. In particolare, in questi anni 2000, quali sono gli sforzi che sta facendo per un'agricoltura efficiente al servizio degli agricoltori? Vorrei solamente iniziare dando il nostro ringraziamento agli organizzatori di questa fiera, che in pochissimi anni, partendo dal basso e dal mondo vero dell'agricoltura, cioè dei professionisti dell'agricoltura, si è espansa, è diventato un appuntamento veramente importante. Noi come Consorzio Agrario normalmente siamo vicini a queste manifestazioni che si occupano di agricoltura, è il nostro mestiere. Crediamo che la cosa essenziale per noi sia non tanto quello di avere a disposizione i prodotti da vendere, ma quello di fornire agli agricoltori quello che serve loro in ogni comparto in cui si cimentano. E quindi credo che sia fondamentale, oltre che per gli espositori, che certamente ci vogliono e che sono argomento di discussione, proprio un punto di incontro, di scambio di idee e di confronto tra le realtà agricole che dicevo prima nella nostra zona sono ancora molto diverse. E tra l'altro il tema irriguo, che aprirà da un punto di vista convegnistico, credo che qui altrove ormai faccia parte, insomma, del contesto quotidiano del confronto dell'imprenditore agricolo. Sì, devo dire che qui noi siamo in una zona veramente fortunatissima da questo punto di vista. Abbiamo un consorzio di bonifica che credo è veramente all'avanguardia a livello nazionale, è stato forse il primo che ha puntato decisamente sui laghetti collinari e quindi ha avanti 20 o 30 anni rispetto ad altri che stanno accorgendosi oggi che trattenere l'acqua nel periodo invernale è fondamentale per poi poterla sfruttare d'estate, e che aiuta certamente moltissimo gli agricoltori delle zone a mantenere ancora delle culture che altrimenti sarebbe impossibile fare. Poi c'è il problema del mercato, ma lì l'acqua non lo risolve. Tra l'altro la provincia di Ravenna ha proprio il titolo di provincia più agricola d'Italia. Sì, oltre che essere una provincia molto agricola, ha anche una caratteristica di avere un'agricoltura molto differenziata, perché andiamo dalle pianure vicino al mare, dove naturalmente la cerealicoltura la fa da padrone, fino alla media collina e all'alta collina.
Qui nella zona, nel Riolese, naturalmente, specialmente nei terreni più declivi, regna incontrastata la cerealicoltura, ancora con grano, orzo, sorgo e medica per gli allevamenti che sono rimasti, ma insieme a questo continua a esserci naturalmente molta viticoltura che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in termini di qualità e di meccanizzazione, e la frutticoltura che, pur avendo un momento abbastanza difficile di crisi, continua a essere per questi terreni una delle poche vie d'uscita, specialmente per le aziende di media dimensione che riescono ad avere una cura e un'attenzione per le culture molto precise. E c'è anche una piccola agricoltura, per così dire, si tratta dell'apicoltura. Non è piccola perché sta prendendo quota, ma soprattutto perché le api rappresentano la meraviglia dell'universo. Senza le api non saremmo nemmeno qui noi, né io né Luca Ancestri, che rappresenta la sua azienda, La Natura alle Origini. Ancestri è una realtà giovanissima, è nata da un anno circa, siamo al secondo anno di attività, attualmente abbiamo all'attivo circa 150 casse sparse sul territorio romagnolo. Quali sono le fioriture che andate a carpire? Le principali che andiamo a carpire sono le fioriture di acacia per produzione, insomma, di mieli monoflora e poliflora. Per i mieli monoflora fioriture di acacia, tio, coriandolo, erba medica, mentre per fioriture poliflora classico millefiori primaverile oppure quello tardivo che insomma si produce intorno a fine giugno, inizio di luglio. E com'è nata l'idea, la passione di dedicarvi all'apicoltura, proprio all'apicoltura? Per noi di Ancestri essere apicoltori significa prima di tutto essere dei custodi della biodiversità del domani, perché anche secondo fonti FAO più del 70% del cibo che arriva sulle nostre tavole è dovuto proprio alla preziosa attività di impollinazione delle api, e la tavola oggi rappresenta proprio quel luogo in cui poter esaltare questa preziosa biodiversità che le api ci donano. Proprio questo che sta alla base di Ancestri, proprio la possibilità di poter donare un miele puro proprio come la natura ce lo dà, ce lo regala. Io volevo restare in campagna, anzi andare addirittura in campo aperto, perché abbiamo parlato tra le tante fioriture della medica. La medica rappresenta però anche una coltura come foraggera molto importante per questo territorio. Riolo Terme è una delle capitali, peraltro da un punto di vista di qualità produttiva. Allora in collegamento con noi abbiamo Roberto Scozzoli, direttore Apimai. Riolo secondo me è di eccellenza sotto un duplice aspetto. Innanzitutto per la produzione di prodotto, qui ci sono diverse stalle sia da carne, più che altro da carne, che si avvantaggia proprio di un prodotto autoctono, e poi senz'altro anche per quello che riguarda la produzione del seme di erba medica. Ricordiamoci che noi come Italia siamo esportatori per il 90% di seme di erba medica, e Riolo si è sempre contraddistinta proprio per la qualità delle produzioni che vengono fatte più che altro in piedi, quindi viene trebbiato in piedi, e questo ne avvantaggia molto il seme che se ne produce. Per cui per me Riolo e tutta questa vallata qui è sicuramente, ce l'ho nel cuore, ecco, proprio perché il prodotto è di qualità. La coltivazione dell'erba medica è caratterizzata da elevata sostenibilità ambientale. Questo risponde anche ai criteri della nuova PAC. Sono però aumentati i costi energetici per molti coltivatori. Come la vede? Potranno aumentare le quote produttive, le aree coltivate? Le leguminose e soprattutto l'erba medica godrà di questi vantaggi che appunto inserisce la nuova PAC. Per cui ecco, se vogliamo, l'erba medica è la cultura che nella nuova PAC avrà uno sviluppo maggiore dal punto di vista sia di seme per ettaro a livello nazionale, ma anche penso anche a livello economico. C'è anche un grande tema e che tra l'altro viene riassunto proprio nello schema anche di Agriolo, perché si parla di agricoltura e si parla di meccanizzazione. Allora, nel settore dell'erba medica e in generale dell'agricoltura a campo aperto, come si muove, qual è il ruolo del contoterzista, dell'agromeccanico? È un mondo dove basta guardare il panorama
il contoterzista è colui il quale, insieme poi anche al mondo agricolo, che mantiene il territorio, mantiene l'agrosostenibilità, e se vediamo una collina ordinata con la parte erbacea, arborea, ben strutturate, e anche una sistemazione delle pendenze e tutto quanto, quindi una gestione del territoriale ottima lo dobbiamo proprio ai contoterzisti e degli agricoltori. Ma i contoterzisti devo dire che sono i veri professionisti, diciamo, delle sistemazioni territoriali, ecco, sia in pianura che in collina. È chiaro che in collina è più evidente. Ecco. È impensabile pensare a un'agricoltura all'avanguardia con i tempi senza il contoterzismo. Abbiamo fatto un bel giro attraverso alcune delle peculiarità dell'agricoltura del territorio di Riolo Terme e dintorni, e non è ancora finita, perché avremo anche un'ultima parte in cui tra l'altro andremo anche non solo ad incontrare protagonisti ma anche ad assaggiare un ottimo menù presentato dall'Istituto Alberghiero. Ma intanto con Francesco Dal Monte, che è presidente di Fatagri, organizzatore di questa manifestazione, io vorrei capire qual è secondo lui e secondo il suo gruppo il motivo di questo successo di questa fiera, che appare piccola ma diventa grande. Forse l'energia di persone che ci mettono tutto il loro impegno, perché nasce davvero dal mondo dell'agricoltura. Sì, è una fiera che è nata, diciamo, proprio con le forze del volontariato. È nata 16 anni fa, devo dire grazie a tutte le persone che hanno collaborato e stanno collaborando, sono tutti entusiasti, si ha una gran voglia di fare, e stasera abbiamo tra le più alte cariche dirigenziali del nostro settore, quindi è già un gran motivo di orgoglio questo, che vuol dire che siamo sulla strada giusta, ecco. Tra l'altro avete un convegno di apertura che è dedicato alla risorsa acqua, quella fondamentale per mandare avanti i campi ma anche la vita. Diciamo, è il nostro fiore all'occhiello di quest'anno, questo convegno. È una cosa che è nata anni fa, tutti questi progetti sono stati, non dico portati a termine, però sono già a un buon punto, ed è una risorsa grandissima per il nostro territorio, è forse all'occhiello nazionale. Bene, allora l'appuntamento per questo convegno è il 14 aprile, che dà il via appunto alla 3 giorni di Fiera di Agriolo. Noi invece con la nostra anteprima abbiamo ancora altri incontri da fare, facciamo una piccola pausa. Poi ci sarà Claudio Ferri con A Cielo Aperto, noi ci rivediamo proprio nel finale, saremo sia nelle cucine dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, ma anche in compagnia di tanti altri amici che hanno fatto la storia e il presente di questo mondo agricolo.